Si è svolto oggi durante la Festa della Donna uno sciopero generale di tutto il comparto femminile. In piazza sfila lo sciopero femminista composto da donne, lavoratrici, mamme, tutte per ribadire un no alla violenza femminile, pari diritti e opportunità e basta discriminazioni. Non a caso lo sciopero si chiama l'8 marzo, non una di meno. Non un errore grammaticale, ma una vera e propria lotta quotidiana che le donne sono costrette a fare per potersi ritagliare un posto nella società. Varie le tappe del corteo, partito da Piazza dei Signori alle 9:30, si passa dinanzi all'anagrafe, al palazzo dell'INPS, all'ospedale, a Sant'Antonio, affrontando tematiche quali bambini, aborto, lavoro, sociale e il rapporto con la Chiesa, oltre che alla scuola. Il serpentone di circa 3.000 partecipanti è poi giunto dinanzi a Palazzo Moroni, dove è continuata la protesta in rosa. In serata è previsto un altro evento di protesta in Piazza dei Signori a partire dalle 18, in concomitanza con tutto il mondo. Fisherman Channel News, Padova.